Il Comune di Agrigento ha attivato il servizio contro la povertà. Consiste nell'erogazione di buoni spesa ai cittadini in stato di disagio economico. Non più contributo in denaro, ma buoni pasto del valore di 50 euro da spendere nei supermercati che aderiscono all'iniziativa. In questa prima battuta Palazzo dei Giganti mette a disposizione un budget di 30.000 euro che serviranno a coprire il fabbisogno di circa 600 cittadini che hanno un ISEE non superiore ai 7.500 euro di reddito all'anno. Nel sud Italia, come nel resto del paese, commenta il sindaco, ci sono fasce di povertà. Occorre lanciare un efficace assalto alla povertà attraverso, conclude, una rete fitta di solidarietà. Sono state approvate alcune misure molto importanti. La più importante ritengo che sia la possibilità di distribuire dei buoni pasto, dei buoni spesa di 50 euro ai cittadini che versano in condizioni di difficoltà economica. Si svolgerà in due riprese. La prima ripresa riguarderà coloro i quali avevano già presentato una domanda di sussidio e che era stata già vagliata dagli assistenti sociali e resa positiva, ma accantonata per carenza di fondi. Adesso queste che già sono state esaminate verranno direttamente approvate e a queste persone verrà erogato un buono spesa di 50 euro. Una seconda tranche verrà fatta tramite un avviso pubblico che erogheremo e che bandiremo in questi giorni e riguarderà persone che abbiano un reddito minimo e che non abbiano ovviamente usufruito della prima fase del provvedimento. Questo si tratterà di fare preventivamente una ricognizione degli esercizi commerciali che vorranno aderire a questa iniziativa, quindi riceversi i buoni spesa che il Comune valerà. E io spero e ritengo che entro un mese potremmo cominciare ad avere la distribuzione. Non è stato possibile ovviamente farlo prima per la nota mancanza di bilancio approvato. Un altro intervento che interessa l'assessorato è quello della possibilità di fare un servizio di taxi sociale. Il taxi sociale riguarderà persone anziane con difficoltà economiche che potranno usufruire di questo servizio per svolgere le attività primarie quali fare la spesa o andare a fare delle visite specialistiche e che avendo difficoltà a raggiungere i luoghi con i mezzi pubblici potranno usufruire di questo servizio che il Comune metterà a loro disposizione.